Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Un video riassunto di quello che è stato il calciomercato del Cagliari 2022-2023. Come vedete l'atmosfera potrebbe far già intuire un po' qual è il tipo di opinione che ho a riguardo. È un po' sbiadito, si vede un po' sbiadito, però è abbastanza rossa la camera, ecco. Io direi, non so se riuscirò anche a metterlo nel video. Penso di sì. Comunque, io direi di partire subito con gli acquisti. Gli acquisti sono stati Gianluca Lapadula dal Benevento a titolo definitivo, Vincenzo Milligo dal Torino a titolo definitivo, Alberto Dossena dall'Avellino a titolo definitivo, Macumbu dal Maribor a titolo definitivo, Viola svincolato a titolo definitivo, Carboni all'Inter con prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dell'Inter, Alessandro Di Bardo prestito con eventuale obbligo nel caso di promozione in Serie A, Faragò diciamo è un finto acquisto perché è ritornato dal prestito a Lecce, Mancosu svincolato a titolo definitivo, ho scritto due volte Dossena, bene, vabbè. Barrega svincolato a titolo definitivo, Falco dalla Stella Rossa prestito con diritto, tra l'altro su Falco poi ne parleremo, Davide Veroli dal Pescara a titolo definitivo e Elio Capradossi dallo Spezia a titolo definitivo. Però andiamo a vedere la parte più succulenta, perché qua il totale degli acquisti è un numero falsato perché non è 14 ma 13. Andiamo a vedere le cessioni, che sono decisamente di più, perché queste sono le cessioni. Allora, abbiamo una sfilza di svincolati. Abbiamo Ceppidelli svincolato perché è scaduto il contratto e non ha rinnovato, Ligo Giannis idem, Seter idem, Baselli rescissione consensuale o fine contratto, adesso non ricordo di preciso. Strootman tornato al Marsiglia per quindi finito il prestito, D'Albert all'Inter finito il prestito, Lovato all'Atalanta finito il prestito, Grazie al Parma finito il prestito, Keita svincolato a causa di una clausola contrattuale che lo liberava in caso di retrocessione del Cagliari, Bellanova è andato all'Inter con prestito con diritto di riscatto, tra l'altro tra gli acquisti mancava effettivamente Bellanova, però va bene, perché comunque è stato effettuato il riscatto, però questo si riferisce a quelli effettuati dopo il primo agosto dopo il primo luglio, scusate. Roberto Bianco all'Olbia a titolo definitivo, Francesco Cusumano è andato alla Vispesaro a titolo definitivo, ovviamente sia Bianco che Cusumano, Bianco un po' di meno, però comunque sono elementi della primavera, Bianco un po' di meno perché ormai erano anni che stava all'Olbia. Vicario all'Empoli, riscatto effettuato da parte dell'Empoli, Simeone all'Hellas, idem, riscatto effettuato dall'Hellas, Cerri al Como, andato con prestito con obbligo di riscatto, Cragno al Monza, prestito con eventuale obbligo, credo al verificarsi della salvezza. Andrea Carboni è andato al Monza a titolo definitivo, un altro elemento della vecchia primavera del Cagliari che se ne va. Bruno Conti Junior è andato all'Hellas a titolo definitivo, un altro elemento della primavera che se ne va. Anche se dietro alla cessione di Conti c'è parecchio da dire. Razvan Marin è andato all'Empoli in prestito con diritto, Gianluca Contini è andato all'Olbia in prestito secco, Ladinetti svincolato a causa di una rescissione consensuale, Matteo Elisandro Damoni titolo definitivo, Joao Pedro titolo definitivo, Gaiano titolo definitivo, Salvatore Boccia è andato alla Turris in prestito secco, Faragò è andato al Como a titolo definitivo, Valujevic è andato all'Empoli in prestito con eventuale obbligo e De Socus è andato al Pescara in prestito secco. Cosa ci dice questa sessione di mercato? Allora, innanzitutto cominciamo con il voto. Il voto che secondo me è altamente insufficiente, ma per motivi più o meno secondo me di correttezza. Nel senso, sulla carta il calciomercato del Cagliari è stato, secondo me, il calciomercato di una squadra che effettivamente può puntare a tornare subito in Serie A, e credo che questo l'abbia dimostrato, perché giocatori come Lapadula, sebbene stia avendo dei problemi, giocatori comunque come Macumbu, come Mancosu, come Falco, sono giocatori che fanno capire che tu vuoi veramente risalire in Serie A, come lo dice anche la permanenza di Rogge Nandez, che non è da sottovalutare.
Però c'è un problema di fondo, perché io do un 4 al calciomercato del Cagliari. Perché do 4? Perché rifondazione è stata. Effettivamente sono stati comprati 13 giocatori e ne sono stati ceduti 29. Quindi rifondazione è stata. Non si può negare questo. Però che tipo di rifondazione è stata? Una rifondazione che non ha il minimo criterio. Perché se io risento le parole della conferenza stampa di Capozucca e quell'altro di cui adesso manco mi viene il nome, Passetti, poco dopo la retrocessione, sentire che il Cagliari avrebbe puntato sul suo settore giovanile, sui giovani, fa veramente ridere, perché io vado a contare insieme a voi il numero dei giocatori primavera che sono stati ceduti, di cui la maggior parte tra l'altro a titolo definitivo. Abbiamo il primo che compare è Biancu, 1 ceduto a titolo definitivo all'Olbia, Cusumano 2 ceduto alla Vispesaro a titolo definitivo, poi abbiamo Carboni ceduto al Monza a titolo definitivo e siamo già a 3. Abbiamo Bruno Conti Junior ceduto all'Hellas Verona a titolo definitivo, siamo a 4. Abbiamo Contini ceduto all'Olbia in prestito secco. Abbiamo Landinetti svincolato con parole giustamente dure nel suo post su Instagram, perché giustamente ha detto non mi va di essere manovrato come una marionetta, ed ha pienamente ragione, siamo a 6. Matteo, pensa che prima non l'ho detti, Matteo Elisandro Tramoni al Pisa a titolo definitivo e siamo quindi a 8. Gaiano al Padova a titolo definitivo e siamo a 9. E De Sogus al Pescara in prestito. Quindi abbiamo ceduto 10 giocatori primavera, senza contare che ne mancano alcuni, tipo Jovu, che se non mi sbaglio è andato al Venezia da svincolato. Abbiamo Daniello, che era il portiere dell'anno scorso, che è andato al Teramo se non mi sbaglio, quindi è tornato nella sua vecchia squadra. Cioè ci sono anche parecchi giocatori che non sono stati segnati. Tu vuoi fare una rifondazione, ma quali sono le basi di questa rifondazione se tu non punti sui giovani? Non mi venite a fare il discorso, ve ne prego, del ma la Serie B non è come il campionato primavera, perché questa cosa non regge. Non regge. E non reggerà mai, perché non ha senso usare questa come giustificante. Non ha il minimo senso. È ovvio che il campionato di Serie B non è il campionato primavera, ma uno va in prima elementare per poi arrivare alla quinta. Se tu non li fai fare la prima elementare, mai arriveranno alla quinta. Con questo che voglio dire? Che se tu non provi i giocatori, tu mai saprai se quei giocatori sono meno adatti alla categoria. Ed è chiaro che a livello di numeri saranno molti di più quelli che non sono adatti piuttosto a quelli che lo sono. Ma ritorniamo sempre allo stesso concetto: perché non puntare su di loro? Che tra l'altro è anche una scelta poco saggia a livello economico, perché sono loro i veri giocatori su cui tu devi puntare per fare cassa, perché il costo è irrisorio, se non addirittura pari a 0, ed è tutta plusvalenza. Io non vedo dei ragionamenti molto pratici per quanto riguarda il calciomercato del Cagliari. Lasciano veramente molto a desiderare, specialmente se penso che là davanti abbiamo la Padula in attacco, che secondo me per la categoria è un ottimo acquisto, veramente ottimo. Deve carburare, deve ingranare. Io spero che non soffra dell'effetto Joao Pedro, però secondo me sulla carta può essere un ottimo acquisto la Padula, non mantenere Pavoletti, perché secondo me è ingiusto che Pavoletti abbia mantenuto il posto a discapito di un Contini che è stato 2 anni fa capocannoniere in Primavera 1 e l'anno scorso capocannoniere a Legnago, che poi è retroceduto a Legnago. È retrocesso, che è retroceduto? È retrocesso, ok, ma capocannoniere per 2 anni di fila, un giocatore del tuo settore giovanile. Tu in Serie B ci potevi puntare su di lui.
ci potevi puntare, tu ci dovevi puntare. Adesso chiudo la schermata perché tanto era giusto per vedere i nomi. Anche per quanto riguarda la questione dei fratelli Tramoni, cioè tu vai a cedere due giocatori di cui uno ha fatto, no bene, benissimo, ha fatto benissimo in primavera, l'altro ha fatto benissimo nella categoria in cui tu stai andando a militare, e decidi, per non si sa quale assurdo motivo, di mandarli via. Poi vengono in conferenza stampa a fare la paraculata di dire: ma quando un giocatore va via ci sono tre parti che prendono un accordo, significa che anche loro volevano andare via. Innanzitutto Liveranime gli è da dire grazie al cazzo, cioè se mio nonno c'ha tre palle era un flipper, è normale, lo sappiamo tutti. La domanda che ci dobbiamo fare, su cui anche tu dovresti porre l'interrogativo in quanto allenatore, è: perché non sono voluti rimanere? Scelta tecnica? La vedo difficile, la vedo molto difficile, visto che uno gioca come trequartista e l'altro come ala, il che rientra perfettamente in quelli che sono i moduli di Liverani. Perché non sono voluti rimanere? Semplice, perché abbiamo dei pagliacci in società che stanno gestendo il Cagliari nella maniera più sbagliata possibile. Poi è chiaro, il calciomercato del Cagliari per ricevere un voto concreto lo dovremo vedere sul campo, da lì potremo trarre le conclusioni. E su quello siamo d'accordo. Io non sto parlando di quello, sto parlando dell'ideologia che c'è dietro al mercato del Cagliari. Perché di progettualità abbiamo visto non ce n'è manco così. Non c'è progetto a Cagliari, questo ne siamo consapevoli tutti. Ma non è tanto il non avere un progetto, il fatto di essere preso costantemente per il culo e di vedere ragazzi giovani, alcuni amanti veramente del Cagliari, che non hanno la possibilità di poter giocare. Vi faccio un esempio, un altro esempio che tra l'altro va pure un po' in contrapposizione con quello che sto dicendo, però è per farvi capire. A voi vi sembra giusto che nel centrocampo del Cagliari giochi molte volte titolare, non me ne voglia, De Iola, a cui io voglio un bene dell'anima, ci mancherebbe, però parliamoci chiaro, è stato uno dei giocatori più deboli prodotti dal settore giovanile a livello di caratteristiche tecniche, a discapito di un magari un Lella o di un Kurfalidis? Non so se a voi sembra giusto, a me no, a me no. Perché continua a giocare a titolare? Boh. Perché Mancoso ha preso il posto dei Tramoni? Boh. È sardo, viva Mancosu. Per carità, provo una certa simpatia anche per quello che è stato il trascorso di vita di Mancosu. Per carità, un uomo con due coglioni così, non lo metto in dubbio. Quello che ha passato non è stato facile, non lo metto in dubbio. Ma a livello di giocatori è stato un torto prenderlo. Sicuramente farà bene, non lo metto in dubbio, ma è andato a tappare le ali a dei giocatori giovani sul cui il Cagliari avrebbe potuto puntare. Ma ce ne stanno una marea, anche in passato. Tra tutti, secondo me, Despodov e Han potevano essere veramente dei crack. Buttati, via, perché il settore giovanile non conta un cazzo. Meglio far crescere le altre squadre con i nostri giovani che crescere noi con i nostri giovani. Bella logica, bella logica. Mi dispiace per chi vedrà questo video e mi segue parecchio, perché sa che probabilmente tutte queste cose io le ho già dette più di una volta, quindi sarà un video ripetitivo. Però è questo il mio pensiero. Un calciomercato che sulla carta è adatto per affrontare la Serie B, fa capire che c'è l'intenzione di voler salire, ma non è detto che ci si riesca. Però è una continua presa per il culo, perché non stiamo valorizzando i nostri giovani. E io adesso temo, perché temo veramente tanto per giovani come Masala, come Vinci Guerra,
come Palomba, che nonostante sia convocato in prima squadra continua a giocare per la Primavera. Ho paura per loro, perché gli stiamo negando un futuro. E poi non lamentiamoci se sono i giovani a chiedere di volersene andare, perché glielo stiamo facendo capire noi che se ne deve andare via. Ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.